Siamo ancora capaci di stupirci? Da questa domanda prende le mosse il quarto Festival di musica e tradizione orale Le Vie dei Canti, quest'anno sul tema appunto stupore e incanto. Hanno aderito artisti di fama che calcheranno palcoscenici naturali o allestiti in alcuni dei più bei palazzi di Genova. Domenica 8 settembre la presentazione alle 16 al circolo Arci Barabini di Trasta, ma il via ufficiale sarà il sabato successivo. Il 14 settembre l'inaugurazione, quindi ufficiale il via sul trenino storico di Casella, con una tappa a Torrazza e poi a Casella, nell'area verde di Casella, per danze e un concerto con i Tre Martelli, un gruppo storico che ha vinto il premio Città di Loano. Sono 40 anni che operano nel folk revival. Il festival proseguirà con altre 6 date da settembre a dicembre. Si alterneranno artisti legati alle proprie radici musicali e tradizionali, come il 29 settembre a Palazzo Ducale con il duo pugliese Andrioli e Nigro in Cosa sono le nuvole, o il concerto dei Gran Baldab sabato 12 ottobre al Porto Antico. Ospite speciale del 2019 il maestro Peppe Vessicchio, il 10 novembre all'Auditorium di Strada Nuova. Con un duo strepitoso, un duo vocale, due cantanti, attrici e banesis napoletane, simpaticissime, ma sono due vocalità veramente notevoli, e il maestro ci parlerà dell'importanza dell'uso della voce, della musica e di questo libro che lui ha scritto sulle frequenze, sull'effetto che alcune tonalità o alcune note o alcune musiche hanno addirittura sui vegetali. Secondo Vessicchio ogni stupore è premessa di bellezza. È l'auspicio di buon viaggio che gli organizzatori si augurano per questa edizione, che ancor prima di iniziare presenta due aspetti speciali: il logo, disegnato dal vignettista Stefano Rolli, e la condivisione del progetto tipografico realizzato dai detenuti di Genova Pontedecimo.